Amici bellini, non solo è notte, ma c'è pure l'ora legale, quindi sto un'ora proprio e non sto capendo niente, è molto tardi. Ma gli screenshot, voglio rivivere questa partita insieme a voi, poi è giorno di derby, però stiamo un po' più sereni, cominciamo. Eh sì, perché non so se riuscirò a portarvi un commento sul derby di Milano, perché purtroppo mi hanno incastrato in una cosa che devo fare. Vabbè, lasciamo perdere. Però le altre cose che avevo anticipato, sta diventando un po' prevedibile il campionato. Su calcio fluido, Cagliari Como, vi avevo detto, secondo me questa partita può finire 1-2, Diao e Baturina, quelli che non porta titolare qua, secondo me o giocano o comunque entrano e segnano. E 1-2 è stato. Atalanta Udinese, vi avevo detto, l'Atalanta non la vince, l'Atalanta pareggia, avevo detto 1-1, my bad. 2-2, Juve Pisa vi avevo detto 3-0, è finita 4-0. Però quanto questa vittoria ci metta in condizione di guardare le altre partite con grande serenità, di poter giocare con i pronostici senza preoccuparci, non è male. Ci sono delle cose che a livello di scavetto dobbiamo andare a vedere insieme, e se ne ho saltata qualcuno, ma pure potrebbe essere un modo interessante di vederlo con queste nuvole. Bello, ci lavoro su, però guardiamolo in maniera seria. Il Napoli sta lavorando, e se avete scoperto altre cose che non riesco a infilare in questo video, c'è la sessione dei commenti apposta, perché così fa storico e non ci perdiamo niente come community. Il Napoli, vedete, con un po' più di tempo a disposizione, si preparano anche nuove cose, stiamo migliorando moltissimo nei calci piazzati. Quello che portò al gol di Lukaku lo continuiamo a sviluppare. Vedete, Alisson la passa a Elmas la scarica a Gilmour e poi fa il movimento verso il centro per portarsi dietro un marcatore, il che poi libera Alisson, che può ricevere qua, può puntare, in questo caso punta e va sul fondo per metterla in mezzo. E qua Olivera colpisce Paleari, perché poi si può chiamare miracolo, quello che volete voi, però da quella distanza manco ce lo fanno vedere un bel replay, ma clamorosissimo. Quindi la prima occasione, ma da questo calcio d'angolo poi il Napoli sviluppa dall'altra parte, palla Spinazzola che la dà a Santos, e Santos doppio passo contro Paccotto, insomma sta bello fresco mentalmente, ed è caduta un'altra storiella a cui avevo creduto anche io e che ritenevo plausibile. Vi ricordate quando vi dicevo forse Lang o Lang? Ma cambia poco. Forse è Conte che gli chiede di dribblare di meno, insomma di essere un pochino più accorto, magari passarla invece di puntare. È caduta anche questa possibilità, perché Conte ci dice ai microfoni, dice: di Alisson io l'unica cosa quando mi arrabbio è quando lui è timido e quando non punta agli avversari. Lo deve fare perché ci serve quella caratteristica. Non è un problema se commetti l'errore, mi arrabbio invece se fai la cosa semplice, quando tu hai la possibilità di saltare l'uomo per caratteristiche, accentrarti e creare delle situazioni. Quindi neanche qui, cioè faceva il compitino proprio per non fare brutte figure Lang, quindi cade anche questa, e per fortuna qua il ragazzo ce l'ha e te lo dà. Conclusione secca sul primo palo, è piazzato anche bene Paleari, quindi vuol dire che non lo conoscono ancora bene, non sanno, noi lo sappiamo, che preferisce molto spesso chiudere sul primo palo, ma molto bene perché ci proverà varie volte nel secondo tempo anche di sinistro e anche a giro un po' più centrale. Vi avevo detto Vlasic, e Vlasic un po' di pericoli ce l'ha creati. Questo è un tiro al volo che da fuori area rimbalzerà in questa zona. Qua mi piace la parata che fa Savic, perché sulla palla che rimbalza lui riesce, probabilmente era piazzato bene, si allunga bene e la spinge verso l'esterno. Però avviene anche questo, dove lui una prima palla non la blocca bene a terra, e questa palla alta, che è la sua specialità, lui mi dà tanta tranquillità di solito su queste uscite alte, gli scappa dalle mani, e per fortuna qua c'è il posizionamento di Juan Jesus, perché la palla sbatte su Juan Jesus e lui la può recuperare. Qua un pochino mancato un po' di mordente, un po' di concentrazione. Mi chiedevate di Vergara, ed è così che lui lascia il campo a fine primo tempo. Si parla di fascite plantare. Io mo leggo dal mister, dal mio amico, che ho la fascite plantare da quando avevo 27 anni e a 42
ancora gioco a calcio, non mi sono mai fermato per la fascite. Di conseguenza non possiamo sapere, non facciamo diagnosi per carità, però se si tratta di questo mi confermano che è una cosa molto fastidiosa appena la senti, ma non dovrebbe essere. Ecco, un po' di riposo può andare bene per gestire il fastidio e anche quei altri problemini che aveva, insomma, per ritrovare un po' di brillantezza ci può stare. Il gol di Elmas, oltre che importantissimo, è bellissimo perché riesce a mettere il ginocchio sulla palla in modo da schiacciare il pallone e non farla andare in curva, e al momento dell'impatto lascia andare anche l'altra gamba, il che rende il gesto tecnico anche più bello da vedere. Però qui dobbiamo sottolineare prima di tutto che Politano fa un assist di testa che non è poco, che Anguissa da mediano è venuto a riempire l'area, ed oltre a Højlund ci sono anche in arrivo Alisson e Gilmour. Il cross l'aveva fatto Spina qua, di un Napoli che rientra nel secondo tempo ancora più convinto di fare il secondo e di non rallentare, e qui succedono un po' di cose belle al gol di Elmas, a parte la sua esultanza. Avrete notato che Buongiorno è uno dei primi a raggiungere sempre i marcatori per esultare come un pazzo. Ho letto anche di molti tifosi del Torino un pochino arrabbiati con Buongiorno per la troppa esultanza. Capisco che vi faccia male Simeone. Simeone farebbe male anche a me. Poi dopo lo vediamo Simeone. Ma Elmas l'avete avuto per pochissimo e non sapete quanto era importante questo gol per lui. Buongiorno, anche lui viene da un momento non facile, quindi una buona partita, un gran risultato per i compagni, per lui è importantissimo. Però mentre tutti cominciano ad abbracciare Elmas, Conte va direttamente da Anguissa, e anche questo è un abbraccio significativo, perché se è vero che Conte ha detto c'è da fare uno studio su quello che è successo a livello di infortuni, c'è anche la consapevolezza di non voler rischiare poi quelli che sono dei giocatori, alcuni che dovranno e vorranno andare al mondiale, e Conte ci ha fatto capire che insomma sì, il risultato è importantissimo, sta parlando molto al plurale per quello che faremo l'anno prossimo. La sensazione è che è molto grato al gruppo e ai ragazzi che hanno dato tantissimo in questo momento di difficoltà. Molto significativo anche l'abbraccio del leader che può tornare a essere leader in campo, e cioè Anguissa, non ce lo dimentichiamo, quello che ha dato a questa squadra. E il suo secondo tempo è un secondo tempo di gestione, anche di interventi, però ovviamente non ci possiamo aspettare quell'Anguissa dominante subito, però la sua sola presenza aiuta. Bello anche Oriali, ovviamente, che stava cercando di andare verso Elmas e si ritrova Gutierrez in mezzo, pronto ad entrare, si arravogliano, è belli. Poi vedremo le pagelle, ma Politano ha fatto una buona partita. Tutto sommato, tutto considerato. È vero, siamo un po' severi con lui delle volte, anche giustamente, perché senza pregiudizio noi giudichiamo quello che fa in campo, e qua con De Bruyne in campo già il suo calcio piazzato è buono, scavalca la barriera e finisce in questa zona dove Paleari la para. Questo è il momento del gol del Torino. Simeone sembra quasi triste che abbia tante emozioni contrastanti anche per lui. Sicuramente entra di diritto nel novero di quei pochi giocatori a cui tu resti affezionato anche se portano un'altra maglia, e resteranno nel nostro cuore a prescindere, perché ha dimostrato attaccamento, è stato decisivo e gli auguriamo ogni bene. Mi segnalava un amico, molti mi avete segnalato la commozione di De Laurentiis alla canzone di Salda Vinci. Al fine partita c'è un labiale che chissà se poi ci sarà una ref cam, se ci faranno vedere una bordo cam, insomma questa ve la posso anticipare io. De Laurentiis si rivolge a Sal con un "che paura", perché nel finale adesso lo vediamo. Tra l'altro segnaliamo sti due cuccioli qua per far vedere questo abbraccio tra Marianucci e Vergara. Sono dei cucciolotti tutti quanti. E nonostante il canale YouTube della Serie A abbia postato un video di highlights estesi di ben 20 minuti, ci sono alcune cose che sfuggono all'occhio attento della telecamera o di quello che poi è portato a montare le immagini, come per esempio la marcatura a uomo di Fabbri in questo caso su Vergara, come era successo, penso fosse proprio Colombo con Elmas. Ci continuano a marcare a uomo e molte cose. Non ha influito sul risultato, ma noi non ci basiamo su quello per giudicare il lavoro di un arbitro. Molto male Fabbri, molto male. Un'altra azione che non finisce negli highlights ed è un peccato
perché poi quelli che dicono e vogliono dire per forza che Conte non ha gioco, che questa squadra gioca male, che non si diverte, e dovete guardarle però le partite, cioè se siete rimasti a un sentito dire, o oppure alcune partite dove abbiamo giocato effettivamente male, vabbè, ma se poi le guardate le partite vi rendete conto anche di un Napoli che gioca di prima molto spesso, e in questo caso Gilmour per Anghissà, che dà in avanti per il movimento di Spinazzola, che dà in avanti per Højlund, che fa la sua mezzaluna, aggira Ismaili e va al tiro, parata di Paleari. Azione bellissima, tutta verticale, tutta di prima, e ce ne sono molte, però ve le volete dimenticare? E vabbè. L'azione di Gutierrez con l'elastico e poi il susseguente fallo di Vlasic è quella più evidente, quella più clamorosa, che balza gli occhi a tutti. Questa qua è un'azione che invece io non posso sopportare, perché il fallo inventato, di solito si parlava di fallo di confusione, qua non c'è nemmeno confusione, qua c'è un portiere che esce, è in anticipo sulla palla, prende la palla, travolge lui Anghissà, che come vedete non va all'impatto, cerca di prendere il pallone ma non lo prende, il portiere travolge Anghissà e l'arbitro chiama fallo di Anghissà. E queste cose qua non si possono spiegare in nessun modo, è un vedere una cosa per un'altra, è inventarsi una cosa, è gestire, è pensare, è voler rifiatare magari, fammi fischiare così prendo fiato anche io, altrimenti non si spiega. E su questa pellecchia di Mazzocchi, che cerca di servire De Bruyne ma la palla è lunga e verrà recuperata da un giocatore del Torino, avviene il miracolo di Juan Jesus, perché è vero Santelmas, il Castel Santelmas, ma Juan Jesus non ce lo dimentichiamo, che è vero su gol di Casadei e lui in marcatura e Casadei lo frega, anche perché è una sua caratteristica il colpo di testa, però il tempismo con cui toglie il pallone e spazza su Adams, che si sarebbe trovato a tu per tu con Savic. Signori, qua siamo al 90°, questa partita non la recuperi più. Anche le immagini della calzamaglia di Anghissà sono sparite, chissà se le rivedremo nella RefCam. Ma volevo segnalare che Kevin è tornato insieme a Frank, e qui è Frank che recupera palla lottando tra due, Kevin la sfrutta, la pulisce per poi andare al tiro dalla distanza di sinistro, un po' ciabattato, che però dà quell'impressione, dice non ha paura di calciare, non ha paura di farsi male, e tirare dalla distanza, sapete, richiede convinzione, la forza. L'ho visto molto bene Kevin. Se penso che Anghissà si debba dividere i minuti col rientrante McTominay, e quando sarà anche con Anghissà, con Lobotka, insomma si possono dividere un po' la gestione del centrocampo, della mediana. Io Kevin comincerei a trovargli un posto da titolare, non so dove, perché poi sta bene in mediana, ma se Vergara ha bisogno di un momento di riposo la butto là così. Secondo me si può fare, si può alternare con Elmas lì, e abbiamo tempo per recuperare le pagelle. Perdonatemi, ma devo veramente andare a dormire. Lasciate un like adesso, che tra qualche minuto voi dovete andarvi a vedere Lecce Cremonese, che io ho previsto un pareggio 0-0, 1-1 al massimo. Poi c'è Bologna Verona, dove mi sono permesso di suggerire sembra quasi che sai poco. Allora, un upset, il Bologna che non riesce a vincere col Verona, potrebbe essere una cosa sfiziosa della giornata. Fiorentina-Parma, il Parma troppo tranquillo, e chissà cosa ho detto sul derby. Per quello potrete affacciarvi su Calcio Fluido, un piccolo side project che sto portando avanti, tempo permettendo, perché comunque sapete, la musica, la famiglia, bisogna fare quello che bisogna fare. Insomma, io sono molto contento di aver rivisto volti importanti in squadra, che ci possono permettere di gestire un pochino meglio le partite che verranno. Sono meno contento di quello che leggo sui social, che anche per esaltare per esempio un'ottima partita di Gilmour si deve accusare Lobotka di non essere in grado. Questo è uno screenshot di Stefano Ferré dello scorso aprile 2025, quindi i numeri saranno anche cambiati. Questi sono palloni recuperati
da Lobotka, terzo in Serie A. Quindi oltre al lavoro di regia che fa, non ci dimentichiamo questo, non la facciamo troppo facile a far fuori giocatori che sono importantissimi. E idem per quanto riguarda prendersela coi portieri. Adesso per riesaltare Meret dobbiamo attaccare Milinkovic-Savic o viceversa. Perché non riusciamo a essere un pochino più... perché i social, se non la spari grossa, non ti caga nessuno, lo so, ma non fa niente, io sono contento così. La sparo grossa sull'altro canale, qua tra di noi bisogna essere seri. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, forza Napoli sempre, e con grande serenità guardiamoci le altre partite, perché noi il nostro dovere l'abbiamo fatto, adesso devono rispondere le altre.